Oggi è la nuova edizione di Piave.net, è un'iniziativa che ha voluto quest'anno coinvolgere anche le scuole proprio per dare questo nuovo significato, questa nuova impronta ambientale anche verso i più piccoli. I comuni hanno aderito con entusiasmo e di questo sicuramente li ringrazio, ma soprattutto voglio ringraziare anche i tanti volontari che oggi hanno dedicato questa mattinata a ripulire il Piave, fiume che ha un significato particolare non solo per noi ma per tutta l'Italia, un significato storico importante, e vogliamo appunto aggiungerci questa valenza ambientale. Il Piave è un bellissimo posto dove andare a fare delle passeggiate, trascorrere una giornata in serenità e quindi va mantenuto pulito, e invito veramente la gente a non abbandonare rifiuti lungo questo bellissimo fiume. Assolutamente sì, se noi abbiamo raggiunto certi risultati lo dobbiamo sicuramente ai cittadini, alla loro sensibilità e al lavoro continuo che loro fanno nel mantenere non solo pulito l'ambiente, ma anche, voglio dire, stando molto attenti nel riciclaggio dei rifiuti. Sì, oggi con questa giornata ecologica diamo una lezione di civiltà anche ai bambini delle scuole elementari di Falzè. Credo sia un'opportunità importante anche per sensibilizzare all'educazione civica e soprattutto al rispetto del nostro ambiente. Dico sempre anche ai bambini: il comune c'è, il comune interviene per rimuovere i rifiuti, ma non dobbiamo solo essere un'amministrazione attenta alla pulizia, ma anche un'amministrazione attenta e sensibile all'educazione, alla formazione e alla sensibilizzazione di questo tipo di iniziative, proprio nel rispetto del territorio che abbiamo, nel rispetto dei luoghi naturalistici che dobbiamo preservare con cura. Certo, è una zona di pregio perché abbiamo il Piave, perché abbiamo percorsi naturalistici importanti come il percorso delle Volpere, il percorso delle Fontane Bianche, quindi sono percorsi che vanno preservati e vanno tutelati. Anche l'afflusso dei turisti è stato regolamentato negli anni precedenti proprio per non avere un'invasione di turisti, ma per cercare di limitare gli accessi per preservare le zone che abbiamo.